Sicché dunque non vevin avonde dal sacrilegio di Peor, che non si arrivasse che mos mondeassi, ora presinse ben che il flagel alla fatto strage fra mezzo di tutto il popolo di Israele. E con mo vuatre si slontanais dal Signor, e stan che voi si metteis contro dal Signor, domani la sua rabbia si sfogherà contro tutto il popolo di Israele. La terra che si è destinata a ieri sarà corsoche, allora l'aita terra che si è plantata il Signore, la che si è fatta sola sociase, e restai con noi, ma non stai a mettersi contro dal Signore, e non stai a lasciare che ci appeti la vostra ribellione. Fai su un altare, calscugne, per forza, e essi contro dall'altare del Signore vostro Dio. Quando Acan, figlio di Zarac, allelat fuori di strade te questioni dal svindrimento, la rabbia non si è sfogata su tutta la comunità di Israele, sebbene che il male lo aveva fatto un. Non hai ognuno morì per colpa del suo delitto. I figli di Ruben, i figli di Gad e la mia tribù di Manasse, chiappando per aule a rispondere ai suoi restanti dei famiglie di Israele. Dio dai Dio, Signore, Dio dai Dio, Signore. Lui lo sa bene, e anche Israele l'ha di saperlo. Se no ho intenduto di ribellarsi contro di lui, o di là fuori dalla religione del Signore, che non lo sparagni. E se no ho fatto su un altare per slontanarsi dal Signore e per blusare olocausti e l'uffierte o per fare sacrifici di comunione che il Signore non ha fatto pagare. Ma invece, è per un scrupolo motivato che non ho agito così. Un domani i vostri figli appoderessero in Dio reinestris. Se è stato fra voi e il Signore Dio di Israele, non è stato il Signore a mettere fra noi e voi, figli di Ruben e figli di Gad, un confine, il Giordano? Voi non avete parte di sorte sul Signore, e così i vostri figli appoderessero magari di soldi in estris dal timore del Signore. Allora si vindì. Facendo questo altare destinato non per olocausti, né per altri sacrifici, ma dome perché resti alc fra noi e voi, e fra che vigneranno da ordinò, calpandi o canovoli. Dai onore al Signore, coi nostri olocausti, con le nostre vittime e con i nostri sacrifici di comunione, denandi di Lui. E così i vostri figli hanno poteranno domandi ai nostri. Voi non avete parte sul Signore, per la quale non si vindì. Salvesi di succedere, di che il tanto so di no o ben, un domani di che vigneranno da ordinò o potresti rispondere. Sarà l'implante dall'altare del Signore che nei strivons e han fatto non in vista per olocausto o di altri sacrifici, ma come un segnale tra noi e voi. No, non vi nessuna intenzione di mettersi contro dal Signore o di voltare la schiena al Signore, facendo su un altare per olocausto, per offertis o per altri sacrifici. Senza tenere conto dall'altare del Signore, nostro Dio, faccio proprio, ripeto, de sociase. Quando il pre di Pincas, i suoi restanti dal popolo, i suoi restanti dei famiglie di Israele, che lo accompagnavano, avere in sentito le parole dei figli di Gad, dei figli di Ruben e dei figli di Manasse, a fuori d'accordo in loro. Allora il pre di Pincas, il figlio di Elazar, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad e ai figli di Manasse: Come o sapete che il Signore è con noi, perché voi non avete fatto nessun sacrilegio contro di Lui. Pertanto voi avete salvato i figli di Israele dal castigo del Signore. Il pre di Pincas, figlio di Elazar, e i suoi restanti salutarono i figli di Ruben e i figli di Gad e tornarono di Galad, terra di Canaan. Là che erano israeliti e contarono tutto pon per pon. Israeliti a fuori contas de robe, israeliti disero grazie a Dio e non favelarono altri contro dei figli di Ruben, dei figli di Gad, a combattere e a splantare la terra dove che erano a sta. I figli di Ruben e i figli di Gad gli emetterono non l'altar testimoni, perché diserin al sarà un segnale fra mies di no che il Signore alle dome lui Dio.